Sì, in questo momento siamo in diretta, abbiamo già cominciato e vediamo un po' se già c'è stato qualche spettatore che sta aspettando. Aspetta. Stai bello, Luigi? Allora, non mi tagliavo. allora, su YouTube ancora non è cominciato, però ne abbiamo cominciato già. Già ci sono dei commenti, pure se non leggo manco dice perché giù non è manca vicino. Se trovo il link pure a me, leggo pure. Allora, aspetta un attimo. Allora, che sta chi? Che è diretta live, giusto? Sì. Dove tagliavo? Sta parlando sull'X, però aspetta. Allora, su YouTube ancora non è cominciato, però ne abbiamo cominciato già. Già ci sono dei commenti, pure se non leggo manco dice perché giù non è manca vicino. Io non lo levato, ce l'hai tu. Allora, aspetta un attimo. Allora, che sta chi? Che è diretta live? Hai torto l'audio? Sì. Dove tagliavo? Io l'ho tolto. Sono un scemo. La pagina aperta nascosta, stiamo a parlare solo in Sicilia. Che cazzo sta parlando? È pure. Allora, già ci sono delle persone, non so quanti spettatori Ci ho fatto caso. Mettiamo un pochino pochetto. Pochino. Aspettiamo un pochetto. Allora, per ora ne siamo 90. Buonasera già a tutti. Vai, aspettiamo che vengano altre gente di tutti spaccimi e poi cominciamo un po' tutto. Allora, che tenga aperto, non sto a capire perché tenga aperto per una data diretta, okay? Ma pare un fratello Giorgia, scusate ragazzi, non sto a capire niente. Scusate. Allora, facciamo che sono in diretta. Madonna, mi sto scemando, mi dice 3 secondi e cominciamo a fare tutti le cominciamo. Allora, ok, a posto. Allora, vediamo un po' quante gente ci sta. Allora, 193, ma qua mi esce, ok, 193. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questa diretta. Ringraziate a questo ragazzo che sta qua in diretta con me, si sta facendo questa diretta. Vi presento Vincenzo, che è un mio caro amico che ci conosciamo da parecchio tempo. Da vicino non ci siamo mai visti, però diciamo siamo amici virtuali. Ma poi al finale gli amici virtuali sono meglio che gli amici dal 2009. Dal 2009, quindi proprio parecchio tempo. E niente, oggi stanno ancora crescendo, 232, oggi stasera ne si massai, come vedo. Massai vera. Una decina di minuti magari mi presento, magari. Vai che state giuro canale proprio, vai. Allora, aspettiamo un altro pochino, oggi non mi dicete niente. Perché tutte le persone stanno vedendo lo stato che ho fatto a Facebook. Cominciamo a salutare. Ciao Tino, ciao Marica, ciao XG, un nome normale, però il suo codice fiscale come nome, mamma mia. Ciao Ilaria. Ciao Black Games, ciao a te, ciao Arianna, ciao Giuseppe, ciao Sharon, ciao. Oh, ma faccio chiamare ciao a tutti. Bravissimo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Desi, ciao Barbara, ciao. Non si riesce a leggere perché comunque la chat vola subito. Ciao Pia, ciao Adriana, ciao Barbara, ciao Lorenzo, ciao Federico, ciao Aurora, ciao Matteo, ciao Danilo, ciao Giuseppe, ciao Xmen, ciao Pietro, ciao Mariano, ciao Ilaria, ciao Gianluigi, ciao Rosario, ciao Mattia, ciao Elena, basta. Sta magando ciao Fabio. Ragazzi, se facciamo la cosa così c'è non rimane di infatti. Allora, io credo che comunque possiamo cominciare a parlare. Sì, perché se no facciamo tardi. Sono 252 spettatori. Allora, praticamente cominciamo proprio dal principio, vi spiego un po' tutta la situazione come è andata. Allora, era diciamo il capodanno del 2015. C'era una volta quel ragazzo che si chiama Carmine, stava giocando a carte e quella sera dopo un net 10 euro. Bravo, pure in più, no, comunque alla fine 10 euro si facettene e 6:30 la mattina, quando tutto ad un tratto, tutto quanto insieme ci stiamo addormentando vicino alla tavola e dicemmo oggi come facciamo a cucà e amici a cucà. Mi sto a cucà, prendo il telefonino in mano, questo cesso qua, lo prendo e vedo un messaggio che è una notifica di Google e ci stava scritto tipo azione richiesta password, una cosa del genere. E comunque
Vince Picciotto, mi state dati che la palla tu. Allora, in poche parole è arrivato questo messaggio sul cellulare di Carmine dicendo che il suo canale è stato eliminato. In poche parole ha incominciato a fare un video su Facebook dicendo che questo canale è stato eliminato, però io pensavo personalmente che era una cosa per attirare l'attenzione. Subito dopo succede che la cosa è vera e io lo contatto, gli dico cosa è successo, che cavolo è combinato, e mi spiega tutta la situazione. Succede che scavando abbiamo capito che qualcuno è entrato nel suo account, qualcuno che sapeva la password, e quindi una volta entrato non solo ha cancellato il canale, ma ha incominciato prima a cancellare, diciamo, un paio di video, una trentina. Però dopo quest'ultimo ha preso e ha cancellato direttamente il canale. Allora, cosa è successo? Prima di sapere queste informazioni, abbiamo cercato le varie informazioni riguardanti Google, YouTube, e siamo riusciti comunque a recuperare l'account tramite un'email secondaria. E Dopo 3 ore, dopo 3 ore. si parla anche più di 3 ore, diciamo anche di più, e siamo riusciti a recuperare l'account YouTube. Quando è stato recuperato e ci siamo accorti dei video, siamo andati subito a vedere come è stato possibile questo accaduto. Ed è successo che abbiamo scoperto che il computer di Carmine aveva all'interno alcuni virus, un keylogger, in verità erano 2, però uno malfunzionante. Ma faccia la collezione, e uno spyware, vabbè, sono cose a livello di computer che possono essere eliminate con programmi e quant'altro. Da lì ho capito che qualcuno gli avrà inviato qualche file o qualche mail, oppure qualcuno con qualche file inviato, non so, tramite, come ho detto prima, mail, chiavetto, qualcos'altro, poteva vedere cosa Carmine scriveva sulla tastiera. E detto ciò, ho prima eliminato tutto questo, poi ho fatto recuperare l'account e niente, siamo stati tipo 3 giorni a mettere a posto il computer e ci siamo ritrovati soprattutto un nostro caro amico Cold Search, che è una cosa bruttissima. Carmine vi darà un link, magari chi ha questo problema, per come risolverlo. Questo è tutto, diciamo, tutto il discorso di quello che abbiamo fatto in molte ore di lavoro. Però devo essere sincero, Carmine non si è fatto abbattere, perché se si faceva abbattere era finita. Il vostro canale YouTube preferito era off. Invece non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a lottare, poi perché io gli voglio bene e quindi non voglio che dopo tanto lavoro che ha fatto il canale debba andare fuori per uno o più persone che non rispettano il lavoro altrui. Quindi ho deciso di dargli una mano, soprattutto non per quello che ha fatto, ma più come amico, perché comunque come a voi vi fa ridere anche a me. Per me è un artista, in confronto a me che queste cose non le so fare, quindi ci vuole un applauso a Carmine per quello che fa ogni giorno. Aspetta, allora. E ringrazio voi per quello che gli avete fatto creare, perché poi è grazie anche a voi che è cresciuto così tanto. Solo grazie a loro, guarda che è una cosa vera. E comunque voglio pure a te ti serve un applauso, cioè ci vuole un applauso che comunque se non arriva a te qua, secondo me allora ragazzi, dovete scrivere in chat clap 3 volte tutti quanti insieme. Voglio un applauso a Vincenzo, voglio vedere i commenti e voglio dire applauso, è una cosa così. Ora voglio vedere i commenti, aspetta, 3, 2, 1 via! L'applauso, tutti là stanno. Applausi virtuali, ma poi stress però va bene. Club, chi è? Clap. Ma che state scrivendo? Va bene lo stesso, non ci pensate. Clan,
Va bene, Va buono, a posto, basta. Va bene, raga. Vai giù, basta. Non c'è più. Comunque, vai giù. Niente. E comunque è successo questo casino per il canale, ho fatto un po' di giallo nella mutanda. E in più, proprio poco fa, alle 16:20, mi è arrivata un messaggio sul cellulare in cui richiedeva, diciamo, un codice di verifica. Questo cosa vuol dire? Che qualcuno stava cercando comunque mi fosse nato dalle mail, che sarebbe l'email secondaria del mio canale. Aspetta, spieghiamo questa cosa per lo più. Come ha ricevuto l'SMS? Ecco. Quando abbiamo recuperato tutto, ovviamente non è che siamo stati stupidi a rilasciare tutto com'era e loro potevano rifottere l'account e quant'altro. Sicuramente ci sarà anche quest'ultimo ragazzo o quest'ultimi ragazzi che avranno fatto questa stronzata, scusate se lo dico. Diciamo che ora l'account di Carmine, soprattutto Gmail e quant'altro, è molto ma molto più sicuro rispetto a prima, quindi per ogni attività che viene fornita, anche se sbaglia la password nell'accesso, diciamo che viene subito segnalata a Carmine tramite mail, SMS e quant'altro. Quindi questo è semplice. E niente, e quindi sta cosa è successa tipo verso le 16:20 che mi è arrivata sta cosa, ancora non si sono arrese. Io non avevo chiamato ancora la polizia postale, cioè l'avevo chiamata venerdì quando ancora non dovevo recuperare l'account, però comunque dopo che l'avevo recuperato ho detto boh, non fa niente, la chiama la polizia postale, non faccio niente. Però dopo sta cosa qua che ho visto che ancora mi vogliono rompere il sasiccio, ho chiamato la polizia postale e comunque mi hanno detto che devo mandare una denuncia online e poi presentarmi dopo, diciamo, entro 48 ore proprio, diciamo, negli uffici della posta. Gli uffici della posta. È bello. Gli uffici della polizia postale, no, la posta. Saluta chi sei sapendo. Ciao, mi saluti nella live, saluti a me, Marco Sorbilli. Ciao Sasato, Toro, Pasquale, Antonio, Marco Sorbilli. Marco Sorbilli, ciao Marco. Comunque, niente, ho chiamato la polizia postale, devo mandare la denuncia, devo presentarmi entro 48 ore, quindi rimane già vado. E niente, ho chiesto se comunque tramite l'indirizzo IP si poteva fare qualcosa. Ha detto sì, come lo possiamo fare tante cose tramite l'indirizzo IP. Sicuramente lo intercetteranno. Spero tanto che mi diranno chi è, dove abito, come si chiama, come fa la cacca, cosa eccetera. Ah, cambiato la cacca! E queste cose qua. Ma non per andarla a picchiare, perché io non sono il tipo di picchiarlo. Però almeno quando trovarci stringo la mano, come che fate sta stronzata, ma soprattutto quello, perché se una persona fa queste cose veramente, diciamo, è forte solo dietro un computer, nella vita reale allora è stupida. No, cioè non è che è stupida a livello che è demente, è stupida perché magari è asociale, perché comunque ha problemi a livello personale, nient'altro. Non voglio specificare che sia, non so, cattivo, delinquente, però diciamo che questa cosa è denunciabile perché tu sei andato a violare un account e nelle TOS di Google, sarebbero i termini di servizio, c'è scritto che se tu violi qualcosa puoi ricevere una denuncia e ricevi danni. Quello che comunque è entrato nell'account, no? Forse magari non sapeva che l'indirizzo IP poi veniva salvato come, diciamo, ultimi accessi, questa cosa qua, no? Seppure lo sapeva, comunque non si è protetto, perché noi abbiamo visto e non si è protetto con un proxy, una cosa, quindi non ha cambiato indirizzo IP. Bravo! Capito? Sì. Specifichiamo proxy cos'è allora, perché a questo punto se no dicono cos'è proxy. Il proxy diciamo che serve per diciamo tenere protetto l'IP originale. L'indirizzo IP è quello che registra l'accesso a internet, cioè così vi fa conoscere online. Tu fai un accesso, non so, su Google sa che tu sei questa persona con questo indirizzo, però ci sono software, o meglio VPN, che sono altri collegamenti, che permettono di cambiarlo questo indirizzo e quindi di darne uno fasullo o di un altro computer e quindi di non sapere non sapere proprio effettivamente chi siete.
però diciamo che questa persona non l'ha fatto e quindi possiamo soprattutto farlo, diciamo, penare con una denuncia o qualcos'altro che gli faccia capire che queste cose non devono venire fatte, ma non solo per Carmine, ma proprio in generale, perché queste sono cose che comunque tu vai a distruggere un lavoro, questo è un lavoro per Carmine, diciamo, per farvi divertire, e quindi non può una persona dal nulla, perché o è invidiosa o perché è ignorante, fare una cosa del genere. Vincenzo, parlando troppo bene. Oggi comunque teniamo un sacco di cose da dire, il sito, il gioco di Carolina, oggi dobbiamo fare pure il gioco di Carolina, le magliette, i cappelli, i braccialetti, i culani, i mutanti, i reggiseni, i veri zombie, tutte queste cose qua di Carolina. Stiamo progettando parecchie cose. Io e Vincenzo non ci sentivamo da parecchio tempo, perché comunque giocavamo a GTA Online insieme, pensate un po'. GTA Sant'Andreas, comunque una cosa incredibile, cioè abbiamo fatto proprio le avventure. Rapine, sparatorie, clan, sotto passaggi, droga. Questa cosa che mi hanno rubato l'account è stato un modo per rincontrarci io e Vincenzo, magari per creare proprio queste cose nuove. Infatti è in costruzione il nuovo sito che lui sta facendo senza niente, ci voleva mandare 1 milione di euro, non avevo, ci dai gli spicci, no. E quindi stiamo facendo tutte queste cose. Creeremo anche un gioco di Carolina, non tanto complicato, cioè quindi non vi aspettate Carolina che fi strascina 1 in 3D, tutte queste cose qua, perché non siamo chissà, però comunque qualcosa di sfizioso lo facciamo. Una giuscia faccino, Alex sta bene, Alex sì, tiene prenotato quando è dopo prima finisce diretto sul secco. Ciao Gianni Santaniello. Ciao Gianni Santaniello. Salutiamo un po'. Ciao Valerio Basso. Aspetta 2 secondi, dopo salutiamo. No, ti tengo lo so. Allora, poi qualche altra novità? Aspetta, fammene a mente, Vincenzo. Allora, diciamo che sul sito avrete una chat dove potete parlare con Carmine quando è online e diciamo potete porgli domande, quello che volete, tipo adesso, come sta succedendo adesso sulla chat di YouTube, però lo potete fare anche quando, ad esempio, non è in diretta su YouTube, ma anche sul sito. È un modo in più per stare sul sito e non so, oltre a questo c'è anche, diciamo, l'ultimo video che mette, tutti i video che sono stati messi, poi ci sono tante altre cose, diciamo, il sito è ancora in costruzione, ci sto, diciamo, pensando da questa mattina al sito, quindi se avete idee, qualcosa, magari le scrivete in privato a Carmine sulla pagina, oppure sul suo account, e lui me ne riferisce se gli piacciono o meno, e le possiamo aggiungere. Questo è un po' tutto. Poi per facilitarvi abbiamo fatto anche una modifica al sito, cioè la sto attuando ancora in realtà, che voi potete commentare cose che mette Carmine solamente facendo accesso a Facebook, Twitter o dove volete, e potete commentare liberamente ciò che vi crede. Non so, mette un video e voi mettete bello, stupendo, mi ha fatto ridere, sto Mulen, come volete voi. Allora ragazzi, salutiamo un po'. Io dico no, allora, per Robby errore, un terribile errore, irrorabile, ok. Daniela Genovese. Aspetta. Saluto Daniela Genovese, oggi è il numero 1, secondo me la mia fans numero 1. Ciao Daniela. Se invece c'è sta qualche altro fans che non siete fans, vai giù, non siete fans. Amici. Dico, diciamo che voi che siete, voi vedete i miei video, quindi siete persone che seguono i miei video. Se c'è una persona che si ritiene che è la numero 1 che segue i miei video, me l'ha da dimostrare, come mi sto dimostrando Daniela Genovese, che è veramente la numero 1. Cioè stiamo tutto parte. Allora sono chi la stai? Ciao Valerio Basso. Fammi saluta Alessia Panico. Ciao Alessia Panico. Ma rimane pure me. Saluta Anna Pia. Ciao Anna Pia. Martina, Raffaella, numero 11, Anna Trinchillo, Rosaria D'Ambrosio, Ermano Fontanella, Anna Iannucci, Roberta De Biasi, Martina Lamponi. Martina Lampognani, Pasquale Martrusciello, Alessia Sorbillo, Mario Basile, Sharon Brando,
Mario Basile. Aspetta, fammi salutare un po' di silenzio. Saluto un po' le persone a capo che stanno scemando. Allora, saluto a XF Frea il 21. Allora, poi saluti da Televitaliano. Ciao Marco Serpico. Ciao Francesco Tesoro, ciao Tullio Giacinto, ciao Lucio Brenzini, Daniele Iodice, ciao Donato, ciao Gennaro, ciao Luisiana, ciao Toni, ciao Daniele Crispino, ciao Sabri Rossi, ciao Roberto, ciao Raffaele, ciao Mario. Guardi, non si ti trova a passare. E Sharon Caroccia. Ciao Sharon Agapoccia. No, Caroccia. Sharon Agapoccia. Wow, troppo bene. Ma io ti amo. Andiamo. Guarda TV. Allora, Guagliuni, allora. Cosa ne pensate del gioco di Carolina? Cosa vi aspettate? Cosa vorreste? Cosa invece qualcosa, capito? Diciamo che non deve essere alto livello proprio perché comunque noi incominciamo a fare le cose dalla base, poi magari ci evolviamo, diventiamo qualcosa di gigante, però dobbiamo incominciare dalla base. Non vi pensate a una cosa gigante. Magari un puzzle, magari una cosa che... Pure un puzzle di Carolina, poi devo di fare queste cose carine, magari pure un'applicazione per cellulare di Carolina, un giochino pure per Android, per eccetera. Poi cosa volevo... volevo dire che... un'ora di giornata. Fanno poco Madonna mia. Allora, io mi aspetto Carolina che fa uno strascino al Cinuzzo. No. Che linguaggio usate per creare i giochi? Io consiglio Java, rispondi tu Vincenzo, io non me ne intendo. Allora, Java sì, si può fare, soprattutto per le applicazioni sui telefoni. Quelli serve moltissimo. Poi diciamo cerchiamo di farlo anche pure sui computer, non solamente su uno smartphone, perché magari non possiamo arrivare anche su iPhone e passavarie, però ci proveremo, perché io non sono tanto esperto di questo settore, ma in programmazione qualcosa la so fare a livello proprio di smartphone e quant'altro, quindi voi dite e noi facciamo. Bravo, ha detto bene. Fai un'app official, un'app dedicata al napoletano. Comunque vediamo un po' qualche applicazione bellina. Questa è la canna, oggi non ne ha, non vi preoccupate. È una sigaretta rubata, il tabacco c'è dentro e non mi fumo le canne, non le fumo più, mi drogavo, non mi drogo più. Comunque volevo dire che allora siamo a 214 spettatori. Volevo dire che i video cancellati non si sa se si riescono a recuperare. Stamattina ho chiamato YouTube, cioè oggi ho chiamato YouTube, cioè non rispondeva, squillavo sempre, non rispondeva, e quindi tramite un amico comunque Vince, spiega tu perché non mi hai fatto manco sapere niente, non lo so a che... Questo è tutto in diretta, ragazzi, mi raccomando, non prendete... Allora, in poche parole, in quanto è diretta ti dico subito. Allora, questo mio amico, possiamo dire il nome tranquillamente perché collabora con YouTube e Google, si chiama Nicola Delle Foglie, è uno sviluppatore di Bari, e ha contattato, uno dei dirigenti a livello, che lavora su YouTube, e questa persona, che si chiama Alvaro, gli ha detto: guarda, ora vi faccio traduzione perché è in inglese. Guarda, vado a domandare, ma è difficile che i video potrebbero tornare indietro in quanto sono venuti cancellati dall'account, ma non da Carmine, ricordiamolo, e quindi sarà da vedere. Per adesso l'operazione per recuperare questi video, Carmine, che ci vuole, credo, altri 1 o 2 giorni, ma credo anche un po' più presto, dipende, perché comunque ci sono tante richieste, come abbiamo detto ieri. Quindi 1 o 2 giorni credo che sai qualcosa sui video, ma spero che vengano ripresi, perché comunque se non vengono ripresi, ragazzi, sapete tanto che andate sui video, facciamo tante visualizzazioni e siamo tutti contenti. Ok, comunque uno mi sta domandando se questa diretta si può vedere dopo. Sì, si potrà vedere, la troverai sul canale, quindi la troverete sul canale, e però non guardi, ci fa vedere tutta quanta. Quindi
Quindi si può rivedere, se magari volete sapere qualcosa di quello che abbiamo detto, eccetera. Vi spiegate quest'idea del gioco? Sono appena arrivata. Allora, il gioco praticamente avevamo pensato di fare tipo... allora, avete presente? Come facci capire? Vincemo quel gioco che allora, prendiamo ad esempio, questo è uno smartphone, non faccio vedere la marca perché non so se si può. Aspettate. Questo è uno smartphone. Perfetto. Non so, qualcuno potrà conoscere Clash of Clans, poi che cavolo ne so, Candy Crush sicuro, non c'è nessuno che non lo conosce. Diciamo, sono giochi all'interno di smartphone, computer, che sia, diciamo, una cosa che vi piace. Non so, Carolina, fai strascine, e strascine facciamo fa. Però non vi immaginate un gioco di ultima generazione 3D, GTA 4, 5, sono cose che crescono, ovviamente, però siamo anche limitati. Proprio Grand Theft Auto Carolina. Però possiamo annunciare anche una cosa, però. È una collaborazione futura mia e di Carmine. Ah, ecco, infatti, non so che cosa dice. Allora, dici, vai. Ve lo spiego io, magari se vuole Carmine, se no ve lo spiega lui, non c'è problema. Faccio io? Vai, spiega tu, perché io non so bravo tanto a parlare. Allora, in poche parole, io sono uno sviluppatore di giochi a livello, diciamo, di quelli più conosciuti, e avendo questa, diciamo, collaborazione con Carmine, e sviluppando anche un gioco, diciamo, non proprio un gioco, diciamo la parte multiplayer di un gioco, gli ho domandato se voleva far parte, diciamo, come VIP, perché poi per voi è VIP perché lo amate, no? Diciamo all'interno di questi game, non so, magari il sabato viene, ogni tanto si connette, oppure vuole giocare un po', che cavolo ne so, tante cose può fare. Magari li conoscono. Allora, uno non le posso dire perché non si può dire, mi dispiace. Allora, diciamo che posso fare un collegamento a questo. Allora, uno è GTA San Andreas. Questo qui, diciamo, ha una forma multiplayer chiamata San Andreas Multiplayer, che potete trovare su sa-mp.com. È un'estensione al gioco e potete giocare in multiplayer con altra gente. In questo caso io sto sviluppando un server, perché si chiama così, roleplay, cioè che imita la vita reale. Quindi faremo un evento di questa persona che entrerà nel gioco e magari faremo un tutorial anche a voi per poter entrare e stare con Carmine. Poi ci sarà un altro gioco dove, diciamo, sono dei personaggi piccoli così, diciamo, dai, più o meno la statura è quella, dove voi... Aspetta, non ci stanno capendo, hanno detto. Allora, mo spiego io con il cucciaino. Allora, stanno scrivendo, non ci sto capendo. Allora, praticamente, riassumiamo. Ci sarà una collaborazione tra me e questo ragazzo, Vincenzo, no? Praticamente, ad esempio, su GTA San Andreas, un gioco per computer, no, per la PlayStation. Praticamente con GTA San Andreas si può giocare online, quindi quando giochi online puoi incontrare altre persone, tipo io e Vincenzo ci possiamo incontrare nel gioco, ci potremmo sparare, possiamo pariare così. Niente, faremo una guida e vi faremo capire come scaricare GTA San Andreas e come giocare online, ovviamente solo per computer, solo per PC, in modo cadremo tutto quanto nello stesso server, che è un server vicino menu posta dove stiamo tutto quanto noi, e ci incontriamo e pariamo tutto quanto nel gioco. In questo gioco ma è gratis, non è a pagamento, vai giù, vi scaricate GTA, è tutto gratis, non c'è niente di GTA, sarebbe a pagamento, però noi vi offriamo un collegamento dove potete prenderlo, lo scaricate, vi lasciamo nel link da dove scaricarlo, vi facciamo vedere cosa dovete scaricare dopo per giocare online, quindi per incontrarci anche noi nel gioco, e faremo una guida di tutta questa cosa qua, in modo che ci troviamo nel gioco, pigliamo in macchina, giriamo, pariamo, spariamo a gente, pariamo, perché non ha mai provato GTA Online, è una cosa fenomenale, troppo che cazzo, troppo bello, troppo bellissimo. Possono guardarlo anche su YouTube, effettivamente, basta scrivere San Andreas Multiplayer e escono tantissimi video di gente che spara, fa rapine e quant'altro. E comunque questo è, diciamo, faremo questa cosa su GTA,
su altri giochi che magari ci saranno e vi faremo sempre vedere magari come scaricarlo oppure come raggiungerli tramite link eccetera, e queste cose qua e basta. Questa è la parte di GTA. Poi ci sarà un altro giochetto che non potrei dirlo, però posso dire l'originale. Molti conoscono Habbo, che è crei il tuo personaggio, crei la tua stanza, metti dei forni all'interno, oggetti all'interno, e potete chattare con altra gente. Quindi molte volte ci sono copie, ecco, la parola giusta per non di questo gioco, e ci sono tantissime persone che possono prendere questi oggetti e quant'altro, perché poi ci saranno altre cose al suo interno gratuitamente, senza pagare, non come l'originale che per avere una cosa dovete pagare. Molto semplice. In questo caso lì potete creare il vostro personaggio, andare in una stanza dove volete, dove c'è Carmine, anche ci sarà proprio un evento stabilito, una giornata, un'ora e quant'altro, e potete stare con Carmine e con altre persone e conoscere tanta altra gente. Molto semplice rispetto a GTA. Ecco tutto. Questo è. Poi che mai ci giunge, che ne so, cosa possiamo dire più di quello che abbiamo parlato già noi, stiamo progettando, eccetera. Allora, guardate, io e Carmine abbiamo parlato anche che molte persone hanno problemi col computer continuamente, e quindi abbiamo deciso che in un futuro, diciamo anche vicino, dai, non neanche tanto lontano, apriremo un altro canale YouTube, perché queste robe non c'entrano niente con Carolina, ovviamente, che al suo interno ci saranno vari video di come, diciamo, risolvere delle problematiche all'interno del computer. Non so se qualche virus che non si riesce a rimuovere, o ci sono problematiche con altre cose. Se trovate, vabbè, ciao. Se trovate il video con la soluzione, potete commentare, potete farci capire, oppure contattarci in privato e dire: guarda, io non ho capito questo, e magari qualcuno vi aiuta. Molto semplice. Poi aspetta, che volevo dire? Ci saranno comunque anche guide che, riguardanti il fatto, ad esempio, come a me mi hanno rubato l'account di YouTube. Magari faremo guide e faremo vedere queste persone come fanno, nei metodi più semplici, come fanno a rubare un account di YouTube, Facebook e tutte queste cose qua, email e queste qua. E comunque, ecco, come già ho avvisato su Facebook, sto scrivendo il litigio rap Mai toccare Napoli secondo. Lo sto scrivendo la parte del rap violento, e poi ci sarà una canzone finale cantata da mio fratello e rappata da me. Quindi lui canta e faccio rap, visto proprio fa presenza. Un attimo solo, Carmine, c'è una ragazza che ha detto: ci lasciate il link del canale. Il canale non è ancora aperto, Sabri e Rossi, ti amo, fa VJ, vabbè, questo è il nick suo, poi fatti suoi. Non è ancora aperto, ci sarà in futuro questo canale. Penso di essere stato più che esaustivo, credo. Sì, ma comunque vabbè, faremo comunque altre dirette in cui spiegheremo quando abbiamo aperto il canale, cosa faremo, tutta di cose, eccetera. Comunque mo stiamo facendo sto sito in cui ci sarà la chat, come abbiamo già detto, ci sarà una chat, ci saranno, comunque vedrete, diciamo, l'ultimo video in prima pagina per chi non l'ha vista ancora. Carmine, spero che mi risponderai. Un ragazzo dice che Napoli fa schifo. Ciao Carolina, fatto. Vabbè, chi è Napoli fa schifo, dice tutto quanto, perché io non ci sono mai stato a Napoli, che è la cosa. Poi serve una mano, Paco. Allora, se ti serve una mano riguardo il sito, contattami, chiamo Martuciambo. Inoltre, per le guide crea un blog direttamente dentro il sito di Carmine. E questo è il punto, non è una cosa che c'entra con Carolina, quindi è un sito a parte. Magari faremo un collegamento dal sito di Carolina per farvi capire che ci sarà, però in un secondo momento viene cancellato, in poche parole. Comunque ti contatterò se mi servirà una mano. Grazie per avermelo scritto. Voglio dire solamente una cosa: saluto Demetrio, non dico il cognome, che mi sta insultando da mezz'ora, me l'ha scritto appena adesso in privato su Facebook, perché sto scherzando. Ciao Demetrio. Saluta Rena Luca, per piacere. Ciao Rena Luca, ciao.
Ciao. Allora, Raffaele Nocera ha detto scusa Vincenzo, ma Abbo non lo so, cioè non lo conosci. Praticamente è un gioco che non dovete nemmeno scaricare. Cioè, scrivete su Google Abbo Hotel, H-A-B-B-O Hotel, capito? Hotel, come si scrive? E niente, vedete questo gioco di che parlo, oppure andate direttamente su YouTube per vedere di che si tratta. Scrivete Abbo Hotel, che escono i video, così vedete un po' di cosa si tratta. Calma ricicchio. Salutiamolo proprio perché stanno proprio in calore. Ciao Gaetano, ciao Teresa, ciao Francesco, ciao Arian Citarella, ciao Pasquale Abitabile, ciao Coaf, ciao Nella Esposito, ciao Carolina, ciao Daisy, ciao Francesco, ciao Giuseppe Petrillo, ciao Vincenzo. Saluto Valerio Basso. Andate Ciao, su Valerio Abotel, Basso. ok. Marcos ha detto andate su abotel.it. Ciao Giù. Pure per i retro server, come cercava Tabbo BSS. Sì, diciamo che il link non è proprio Abotel, ma è abbo.it. Sì, quei due retro server che hai citato sono, diciamo, uno dei due, diciamo, dei migliori che stanno girando. In verità ci sarebbe uno che si chiama Bobba ed è più grande, però non possiamo proprio parlare di queste cose, ma non cambia molto. Comunque mi hanno chiesto dove sta la psicologa. La psicologa non c'è, non c'è quella che faceva la psicologa. La prossima volta facciamo lì. Comunque, saluta Maria e Adele. Ciao Maria e Adele. Poi a Federica ciao Lucarelli. Federica Lucarelli. Poi a Fabiana Mandica. Ciao Fabiana Mandica. Però non so come è lì. Vincenzo, salutami. Vincenzo, a me Francesco De Luca. A me Non me so. l'ha detto te. Ciao Giussi Tardi, se non hai sentito ti risaluto. Ciao Allora, Poli 737. No, Giuseppe aspetta, un attimo solo. Vai. Allora, Vincenzo, tu lo tieni un canale YouTube tuo proprio personale che fai cose, eccetera? No, perché sinceramente l'ho voluto aprire, però non ci ho mai avuto il tempo materiale per stargli dietro, non per altro, ma pure perché non ho tanta pazienza nell'editare video, perché a me piace fare proprio, sai, quelle cose fighe, intro, mostruose, e non ho tempo di starne dietro, capisci? E comunque però sicuramente... Scusatemi, ma devo fare un saluto importante, se no si offende la gente. Saluto Deborah, che sarebbe la mia fidanzata, mi si sta offendendo e sta piangendo, scherzo. E a Federica, lo scopettino, come dice Carmine, mi raccomando. Ciao Federica, lo scopettino. Salutiamo anche la ci scusiamo anche in diretta, non vogliamo dirlo più. E nient'altro, ragazzi, io saluto tutti quanti quelli che mi vogliono salutare. Non ce la facciamo più dopo. Da quanto tempo stiamo a fare diretta? Mi sta uscita sulla parte? Sì. Circa mezz'ora, 35 minuti. Più o meno, sì. 36 minuti. Ok. Comunque, niente, vai giù. Parliamo di qualcosa. Di che cosa ti parlare più? Beh, l'unica cosa che mi viene da dirvi è come evitare questo problema che ha avuto Carmine. Più che altro per Google potete aumentare la sicurezza mettendo il vostro numero di telefono per conferme e quant'altro. Per il resto vi posso consigliare un paio di software per mettere all'interno del computer e magari Carmine ve lo linkerà anche sulla pagina con il collegamento alla diretta. Un antivirus buono che proprio la Microsoft ha creato si chiama Microsoft Security Essential, che funziona fino a Windows 7. Nella chat, Vince, così leggono proprio il nome, capito? Cosa scrive? Comunque oggi io vorrei salutare Claudio Ferrari, ciao Gabriele, ciao Paolo Peluso. Oggi leggete i messaggi, li leggiamo, però oggi ne siete troppi. Gabriele, puoi salutare Rosita e Federica. Ciao Rosita e Federica. Ecco quello scritto. Oggi ne siete troppo. Sto seguendo dalla Svizzera. Ciao Alessia Esposito dalla Svizzera. Ciao Anna Mezzito. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Ferdinando, ciao Pasquale, ciao Filippo, ciao Andrea. Ma faccio tutto calendario, ci sono sicuro che saluto tutto quanto. Comunque. Ciao Pasquale Cannavale. Oh no, ha detto un nome cognome però. Ciao Vitabile, ciao Jessica, ciao Alessandro, ciao Andrea, ciao Giuseppe, ciao Rocco, ciao Simone, ciao Gennaro, ciao Ciro, Peppino di Bernardo, ciao. Comunque voglio ne siete troppi, quindi non ce la facciamo, voglio a fare tutto. Allora, che volevo dicere? Allora, facciamo così, ragazzi, facciamo così. Ora vi metto il link di un gioco nella chat
pubblico un link, lo metto e voi cliccate sopra e fate sto gioco, è brevissimo. Aspetta, così prima pure la reazione a post con me. Allora, aspettate. Non so io. Oh, sto gioco è bellino. Solo per chi sta dal PC, però vai giù. Dal telefono no, solo Dal dal telefono PC. non va. Ho pubblicato il link, cliccateci sopra e Condividere facete sto la gioco. Ciao, Cristian. Aspetta, allora. Allora, vai giù. Di cosa vogliamo parlare? Niente, mi hanno rubato contatto, abbiamo recuperato, abbiamo fatto tutto sto bordello. Lo so, ci sono delle cose in progetto, tipo giochi, cappelli di Carolina, magliette di Carolina, tutte queste cose qua. Cammine, faccio... Ah, ci faccio un gameplay subito, lo registro appena finisce... Sì, sì, fai un gameplay, sicuramente fai un gameplay. Comunque, di cosa vogliamo parlare? Che ne faccio? Nient'altro, io più di aver detto l'antivirus che è buono, ripeto, dal 7 fino al 7, poi dall'8 al 10 hanno Defender, che è proprio interno al sistema operativo, poi per il resto ADV Cleaner, ADW Cleaner, che serve per problematiche a livello di toolbar e quant'altro, ma il computer deve essere leggero, tranquillo e non deve essere torturato. Più di questo non vi posso dire. Poi se avete problemi potete scrivere in privato su Facebook senza problematiche, vi aiuto più possibilmente. Allora ragazzi, ora vi dico gli incontri a Napoli, vi dico tutto, una cosa a volta. Allora, che volevo dire? Mi hanno domandato il fatto di Pinarello Esposito, il video che ho fatto su quella persona. Niente, poi ho fatto la parodia, io non volevo nemmeno metterla perché, vi dico la verità, non mi piaceva assai, però l'ho messa e ho detto, boh, ma chi ci può piacere, quindi l'ho messa. Poi mi ha contattato questa persona, non vi dico come è Itabo, però mi ha rifiutato di parole. Non fa niente, non me l'ha pigliato perché comunque sapevo che se vedeva il video se la poteva prendere, anche se non ho fatto niente di io, ho fatto un'imitazione a finale, non è che ho offeso oppure, però mi ha rifiutato di parole, ha condiviso le mie foto, le mie cose, ha scritto tutta una cosa incredibile, però non fa niente, ho eliminato il video. L'ho contattato e gli ho detto sempre, guarda, non mi dici semplicemente perché comunque mi stai simpatico, infatti mi stai simpatico, perché mi faceva ridere a me. E niente, quindi ho cancellato il video, ho detto ma potevi uscire con calma, io pigliavo, cancellavo video, sì, Ma è unica però e lei, non, nessuna la può imitare. e non succedeva niente. Carmine, però scusa un attimo, hai sentito? Non ricordo il nome, ce l'ho il numero su WhatsApp, però non ci ho segnato il nome. Ha detto, ti faccio sentire la registrazione, almeno capisci la mia saluto. Ciao, non lo so. Dici il numero finale. Ah, boh, non ci rimani, no? Le contatto da loro. Scusa, che stai? Che ne so? Sempre ciao, salutatelo. Ciao. Ti stiamo scrivendo. Comunque, Ciao, Giada dalla Germania, non accapaliamo le voci. Dimmi. Si può salutare già. Si salutano. Ciao Giada dalla Germania. Dai. Chi vuoi salutare? Già è passata innanzi che no, nessuno sta facendo. Voglio vorrei salutare tutto quanto, però non me la devo dire lei. allora voglio praticamente mio fratello deve fare, dato che lui canta, deve fare un videoclip di una canzone, un videoclip musicale e ci serve una guagliona. Età dai 18 in poi. Metà da 18 in poi. Poi no, fino ai 50. No, fine 50, fine 30, fine 29, 28. 25 anni. 25 anni. Tutto malato. Videoclip musicale. E niente, questo. Quindi se c'è qualcuno che ci interessa, mi contatto in privato, eccetera. Paolo, già ti ho salutato. Quanti volte ti ho già salutato? Ciao Teresa Caspure. Ciro. L'ho sputato. Proprio cae da lui. Comunque, allora vai giù. Già vi ho detto che sto scrivendo il DJ rap nuovo. Mi è piaciuta la parodia Grandalluta, cioè la parodia di Grande Amore del Volo di Carolini, che la fa dimmi dove vai, tu a me fessa me fai, dimmi chi è che la buchina che ti vira notte, prima sta che correva che sguarra. È tutto questo a pista. Per chi non l'ha vista,
inviate di nuovo il link, ecco il link, per chi non l'ha vista sta parodia, va sulla mia pagina, la vede, scende un po' giù, la trova. Ciao Raff, vai già faccia per salutare, c'è un tempo che esce scritto subito tu un giro. Pasquale Daria ha detto cosa è successo al tuo account. Pasquale l'abbiamo già spiegato, te lo ripeto velocemente. Sono rubato l'account, non so in che modo, forse conoscevano la password, l'abbiamo riuscito a recuperare, però prima di cancellare l'account questa persona cosa ha fatto? Ha cancellato prima dei video, poi si è fermata e ha detto boh, cancelliamo proprio l'account. Ho l'indirizzo IP di questa persona, tramite questo indirizzo IP si può risalire a lui, ho chiamato la polizia postale e devo andare domani, mi devo presentare nell'ufficio della polizia postale e denunciare il tutto, quindi possono prendere questa persona con le orecchie e tutto a posto. Questo è. Luca, ti amo. Ciao Gianni Landi, ciao Alessia Del Grossi, ciao Pasquale, ciao Raffaele, ciao Desi, da saluto 100 voto, ciao Raffaele, ciao Giacomo, ciao Andrea, ciao Rocco, ciao Vincenzi, morto? No, sto controllando i login nel tuo account, sinceramente. È successo qualcosa? Perché qualcosa vicino mi fa preoccupare vicino. No, è la stessa persona che ti ha fottuto il coso, l'account, però non è riuscito a entrare stavolta. Sempre lui? Sì. Allora, no, è perché sta chiamando la polizia postale? Perché comunque è esagerato. Allora, guarda, uno mi ha domandato quanti anni tengo, guarda, tengo 21 anni, guaiata. Ciao Vincenzo Rappi, ciao Gabri, Iolo, ciao Gianluigi Cavaldo, ciao Anna Maria Criscuolo, ciao Nunzio Pagano, ciao Andrea, ciao Giuseppe, pure io ti voglio bene. Allora, vai giù. Mettete un argomento in mezzo buio. Vedo solo scritto salutami. Saluta tutto quanto. Però fate qualche domanda a me, a Vincenzo, a noi, a Issa. Fate qualche domanda, consigliatemi un video se avete qualcosa in mente. A proposito, mi è fatto ricordare una cosa, sul sito potrete inviare un'email a Carmine con un video o qualcosa che vi piace e magari lui se apprezza o gli piace qualcosa lo farà come parodia, come canzone, come vorrà lui. Ad esempio video commenti, se mi volete mandare un video scemo me lo mandate, io lo vedo e se voi ci faccio una parodia, una cosa. Ora come ora Carmine non avrà più problemi con questa gente comunque che gli vorrà fottere le cose, perché ci sono io che lo aiuto e sto attento ai vari passaggi, quindi andate tranquilli che il canale YouTube rimane sempre là. Dovevo dire, dici Luca, chi mi ha detto che sono fidanzato, non è vero. Non è vero, non sei fidanzato. Non sono fidanzato. Gay. No, che cose che... Allora mi stanno... Sì, sono singolo. Allora, mi stanno chiedendo del raduno a Napoli. Allora, io ho fatto... sono stato ospite a Piazza Dante con Anthony Caleota, a Fragola con Diego YouTuber, a Casavatore con Raffaele Morizzo e a Castellammare sempre con Raffaele Morizzo. Ho fatto questi raduni qua. Un mese di dicembre, ma girate la fava, una cosa incredibile. Comunque sicuramente farò un raduno o a Piazza del Plebiscito o sicuramente comunque a Piazza Dante, sempre a Napoli, comunque a Napoli 5. Il prossimo raduno sarà o a Piazza Dante o a Napoli a Piazza del Plebiscito. Questo vai giù. Cosa che volevo dire? Sta dicendo che Luetta è più perché come sei Luca è gay, ragazzi, non aspetta. Allora la Marici, lui non ha nulla contro i gay, però giustamente è meglio che lo dici Luca. A me mi piace una donna, le ragazze, va? No, una donna. Quindi ha già detto che c'è qualcuno che gli interessa. Ma tu in diretta ci non ci capito manco so sì. Non so. Allora aspetta. Scusami tanto, non è capito tanto buono quello che hai detto in questo momento, in questo preciso istante sulla WhatsApp. Se vuoi ripetere una lettera a voce, io capisco e ti saluto e ti risponde. Rispondi. Ragazzi, mi hanno fatto un complimento. Lo devo dire. Hanno detto Luca, ti seguo su Facebook, fai stati troppo belli. Cioè, li copio. Chi si mi copia state? Ieri ho fatto, io non so se la copiato. E Vicenzi copia lì, No, aspetta, no. Cioè, io oggi mi sono... Maria, pure io ti amo. Cioè, non mi ricordo usare... a certa gente è meglio a perdere che a trovarla. Io la sera vado su Facebook e trovo lo stesso stato Vincenzo
Cicere, per Puragni. È pure anche per gli amici. Allora, fate qualche domanda, va Gitto raduno. Allora, a Castellammare ci sono stato il 24, cioè a Virginia Natale, sono stato molto tempo, dalle 3 fino alle 6, per 3 ore, e se c'è il buntellone proprio là, ci siamo divertiti un sacco. E fate qualche domanda, dite qualcosa. Deborah ti ha detto, puoi fare un incontro con i fan su Omegle, per chi non può muoversi di casa. Sì, ma pure su Omegle lo devo fare, lo farò, ma io l'ho fatto altre volte, però te l'ho detto perché me l'ha scritto lei in privato, quindi sto dicendo che poi... la maggior parte delle persone, diciamo, sta con il cellulare, quindi con computer non pensa. Ad Aversa sono venuto, sono andato molte volte ad Aversa, che comunque sto vicino, abito a Giuliano, sono andato molte volte ad Aversa e comunque vi ho incontrati, parecchi di voi vi ho incontrati, no, si è bloccato tutte cose e me ne stai. Verrai di nuovo, voglio una riuscita a leggere. Ma vieni a Germania qualche volta. A Germania? Sì, vengo io. Voglio, giustamente, senza problemi. Se tu mi inviti, vengo io. Forza Napoli, quanti anni hai Luca? 18. No, vero. Cammino, ma mamma romp a capo a chi si casa. Diciamo a rompere la testa, no, voglio, perché comunque secondo me non si risolve niente. Bisogna punire queste persone in un altro modo, capite? Quando li punisci, come devo dire, psicologicamente, come si dice? Psicologicamente è più, cioè rimane la ferita, vai giù, capite? Invece se tu ci fai un chip, un virus in faccia, poi se leva, tu scordi, vai giù. La cosa sicuramente pagherà per quello che ha fatto, perché mi ha fatto stare una scetate non tranquillo, e deve stare tranquillo anche lui, che comunque la polizia postale ha ricevuto già la denuncia, domani devo andare là, conferma il tutto e procedono con quello che devono fare. Un altro messaggio. Carmine, dicevo che tu Zarrillo vuoi sapere come è successo quella cosa fatto del canale YouTube, che è stato rubato da tanta persona, non vedo bene questa cosa. Vuoi spiegare? Non lo so, però non lo sto capendo. No, capisco manco so se vabbè. Ma fatto la nuova. Allora, spiega che stai seguendo la diretta. Stai seguendo la diretta? Comunque, ragazzi, allora vediamo un po' che state dicendo. Stavo con la chat. Cammina, li dobbiamo far fare figure di merda, sta già, ovviamente. Allora, Cammina, sicuramente ora ti sta seguendo la diretta con questo hacker. Sì. Sono sicuro anche è di Napoli questo qua, ragazzi. Ciao. È di Napoli questa persona, vai giù. Sappiamo che è di Napoli, ma hacker non è, perché se sa la password è inutile. L'hacker è quello che scopre 30.000 cose. Cioè, questa è una figura psicologica. In verità l'hacker è uno che sa cos'è un computer, sa come usufruirne e basta. Diciamo, il mistero. Tanto hacker non è. Più che altro si dice... Lamer è una cosa nuova, cioè nuova, diciamo che si dice da tipo 30 anni, non fa altro che distruggere, ecco, Lamer uguale distruzione, stop, lui non ha fatto altro che distruggere. Allora, come ti è venuta l'idea di fare video? Posso anche dire, sì, ci sono i Fuck Me Time, ragazzi, scrivete Fuck Me Time, così, cioè, un po' perché chi li vedi data, comunque FAQME. Fuck Me Time, Carmine, vedete su YouTube ci sono i Fuck Me Time dove spiego come ho cominciato a fare video, perché ho cominciato, e spiego tutta questa cosa qua. Di cosa vogliamo parlare? Voglio vado a mettere qualche argomento in mezzo, sennò che facciamo? Mattia Petito, ciao, te lo sta dicendo da mezz'ora e ti saluto io a saluto. Che lavoro fate? Hanno detto. Allora ho detto, che lavoro fai? Stai facendo tu anche. Vai giù, trovatemi una fatica. Che lavoro fai? Allora ragazzi, io faccio questo lavoro qua faccio, quello di Carolina. Perché però? Sto vedendo di mandare avanti questa cosa di Carolina e trasformarla in un proprio e vero lavoro, capito? E comunque guadagno da YouTube, guadagno da altre cose, tutte queste cose qua così, e comunque riesco ad andare avanti con questa cosa. Però comunque è sempre poco, non è un lavoro proprio effettivo, questo è. Poi che stanno dicendo? Giù, come fanno a Justin Bieber,
sei venuto alla mia comunione. Anzi, mi fa piacere. Peppo Pisello, Camminere, salutami. Che è in ira. Cosa ne pensi del razzismo su Napoli? Guardi, purtroppo è una cosa che come il razzismo su Napoli intendete, cioè che le persone che sono contro i napoletani. Purtroppo chi è contro i napoletani vuol dire che non è napoletano, ovviamente. So che il Lauro Nord che c'è sempre stata questa cosa. Io l'ho vissuto sulla mia pelle. Quindi io nel mio piccolo cerco di fare diciamo video in cui mando comunque un messaggio, tipo questo qua, Mi toccare Napoli, è un video che proprio tratta questa cosa qua. Però ricordiamo che la gente che spara cavolate, più che altro cavolate, non è informata, o meglio è ignorante su un fatto. Ignorante no, però attenzione, ignorante non vuol dire che io ti sto dicendo una parolaccia. Ignorante non è una parolaccia, ignorante vuol dire non sapere. Quindi magari io che l'ho provato sulla mia pelle vi so dire che la maggior parte di questa gente è ignorante, quindi magari se vi dicono qualcosa fatene a meno, perché molte volte dicono ma tu sei napoletano, hai visto come ti comporti? Tu dici sì, va bene, hai ragione, io però gli risponderei, però tu sei un animale che cioè, lo dici proprio peggio, capite? Cioè... infatti. Hai mangiato a Capodanno, fra? A pasto cutata. Io mi... No, hai mangiato proprio caffè. No. Carmine, mi hai visto? Così spariamo cavolate. Ignorante quale ignorare? Comunque sì, è quella la cosa. Luca, bravissimo. Non lo posso dire. Ciao, addio. Non voglio. Mommo la dice. Carmine, come hai fatto a conoscere Vincenzo dietro di te? Ah, ok. Come l'hai conosciuto Vincenzo quello là dietro di te? Allora, io quando abitavo in quell'altra casa che voi sapete sicuramente, l'ho conosciuto già a 3. Allora, un attimo solo, ora vi spiego tutto. Ragazzi, comunque, sì, sono juventino. Vuoi caro lui? Buonasera. Oddio. Io mi chiamo con la Franzetto. Ma sei troppo brutto stasera. Stefano Rissen, Abyssinians, uomo sa un bicchiere a questi zuccotti di tonsillo. Stefano Rissen, Abyssinians, l'ho conosciuto quando stavo a Calataca ceramica ma affittai. Avete visto un video a nuova casa di Carolina? Chi le comunque praticamente. L'ho conosciuto là, stavo solo il vicino al bidone la munizio, vogliamo buttare a casa. È finito, questo è. Comunque, Carolina. Buonasera, guaggio. Mamma, che stai dicendo che tu vieti? No, quando ma... Sì, ma... Sì, no, non devo bene che fai. Non faccio tu. È proprio questo il problema. Persone contro i napoletani, ma loro non sanno niente e si permettono anche di parlare. A proposito di stufa, ti tengo le parole all'inizio, proprio bello. Allora, questo lo fai che sto scrivendo un rap. No, tengo una frase che dice così. Allora, non mi comando. Mi comando, allora, cazzo stufa. Allora, una frase dice così. Dice così però mancato. Allora, dice, una città millecolore, soprattutto quando è sera. Tu non l'hai mai visto, picciavi la bianca e nera. Capitano! Carolina Life. Oggi, ma pure stavo vicino, ma che Steve non fa sempre, forse non mi capisco. Vicino. Quale vicinanza, aspetta? Tu proprio. Ah, proprio io. Ascoltami, in poche parole stavano... Aspetta che sta finendo la cronologia di quello che stava facendo. Prego. Ecco qua. Allora, in poche parole ha provato a cambiarti la password nuovamente e ti è arrivato il codice sul telefono. Poi stava cercando di accedere con la vecchia password. Ah, sì? E poi ha cambiato IP cambiando il modem, in poche parole, perché è l'IP statico. È dinamico, scusate, non statico. Statico è quando è uno solo e basta.
E... Ah, eccolo, stavo cambiando di nuovo il numero di telefono con un invalido del Giappone. Che fa? Ti stava cambiando il numero di telefono, ci stava provando, però non c'è riuscito perché c'è la protezione con il PIN. Il numero di telefono con uno del Giappone. Un numero del Giappone? Sì. Sono giapponese. Giurista, faccio molto. Sono giapponese. Cioè, Però non è riuscito. Fa la richiesta però senza loggare, in poche parole. No, nient'altro, tranquillo. Non riesce ad entrare in nessun modo. Vai tranquillo. Ci capite? No, io che sto pensando su una cosa proprio perché c'è una cosa a te che comunque mi hai rubato la password dell'account, no? È una cosa molto sentimentale, sentimentosa, sentimento. Che buono. Ah, so bravo. Bene, bene. Lazzarutto, sì, Lazzarutto. Mamma, che fa? Ha fatto tutto Lazzarutto. Allora, praticamente, voglio dire a questa persona, se pure tu mi rubi contatto, mi rubi la Visoc, mi rubi la fessima, scusa, non volevo dire, sono parole che mi scappano, però la fessima mamma te Lazzarissimo non fa niente, è una cosa che è il mio istinto proprio personale, che cos'è. Mi può rubare quello che vuoi tu. Io, se io voglio faccio pure tutto lo capo. Hai capito, no? Ma, Hai capito che dici? non qualcosa. R2P Team, no, non ho un canale per il momento, ci sarà in futuro un canale con Carmine di cui parleremo di tecnologia. Poi, ma dici cosa pensi di me in diretta, va? Se tu sei un guaglione che praticamente noi veniamo dalla scimmia tutti quanti, no? Chi si vende la Peppa Pig? Ah no, sei tu. Venne dall'osso braccia tutti. No, viene dall'osso braccia tutti. E comunque questo è qualche novità allora, vi dico qualche novità. Vincenzo balla la Macarena. Allora Vincenzo Reda ti la da fa, se ci sta ancora. Eppure, Se ne è finito. Se ne è finito, allora inizia Macarena, mi dispiace. Da su naso, da scatarrato. Che schifo. Scatarrato. Comunque, sto bene. avevi detto questa cosa a questa persona che voleva rubare una volta, cosa. Tu fai sempre, vai. Facci un utente a te, che poi, mi raccomando. Mo che studiate appicciato moderno, ci cagate proprio tu cazzo, senza fare proprio niente. La situazione è sempre che è inutile. Strunzo sia, strunzo rimane. poi, ma, saluta Salvio Condicelli. Sabbia Allora Ciao. c'è Pacos che mi dice: Vincenzo, ti consiglio di far mettere la Crypt 2 sulle mail di Carmine, di cambiare le mail come ho già riferito a Luca delle informazioni del canale, perché scommetto 100 euro che da lì sono partiti. Non c'è stato bisogno perché sia Google che altri servizi di email che non cito così da rendere il lavoro più difficile ai signorini che vogliono recuperare di nuovo l'account, è impossibile da fare. Ho attivato la cosa che invia un PIN al telefono, un PIN a un'email che sa solo Carmine e nessun altro, e in poche parole potrei recuperare password, mail e tutto quanto. Quindi sarebbe impossibile, dovrebbero sapere le password di ogni cosa, e diciamo che la seconda password è criptata in MD5. Un attimo solo, poi sto facendo una cosa. Cosa un attimo, non mi riuscite niente. Allora, ciao Imma De Biase, perché lo sta aspettando da un'ora, ha detto. non mi riuscite niente, sempre capo. Vai, non ce la faccio, non mi riuscite niente. Wow, come sono processi, capito? No, ma sono troppo bella. No, faccio... Ma mi cando, aspetta qua. Voglio come stanno i capelli, come è andato? Non dici tu, cioè, che avevo spuro un bacio, voglio. Vai Giuni, sto facendo un attimo una cosa. Un attimo solo devo fare stacca, mi tu silenzioso. Allora, una cosa voglio fare. 2 secondi, ragazzi, non mi dite niente. Voglio fare una cosa. Ciao Quadcore, sorry. Allora. Vai Giuni. Non mai busso sto.
Ci sono quelli della punta della lancia e sono un gruppo di ragazzi che non fanno altro che mettere immagini losche, schifose e razziste all'interno di gruppi, pagine e quant'altro. Non fanno nient'altro. Sono un gruppo di ragazzi, diciamo, non stupidi, che vogliono credersi grandi, nient'altro. Spara. Tanto sì, 2 secondi, sì, sto facendo sto facendo un attimo una cosa. Di la tua ultima preghiera. Non arriva niente. Ti prego ogni mattina. Oh mia bella Madundina. Madonnina. Come dice? No, non sono loro, Vincenzo. Allora, loro rovinano gruppi e pagine. Sono un gruppo di ragazzi di 10-17 anni che si sentono anche facendo. Sì, ma quella cosa che si mettevano amministratori è stata risolta tipo 2 anni fa, quindi forse sono fonti un po' vecchie quello che fai, cioè quelle che fai, quelle che sai, scusami. Quindi non so a cosa ti riferisci, se non ci sono bug nuovi, almeno da quanto so. Venite sotto il coscia, Valerio Basso. Minuto di silenzio. Ragazzi, io vi saluto. Ciao. Ragazzi, per favore Ciao. non chiamate per il cellulare perché sto facendo una cosa molto importante. Grazie, molto gentile da parte vostra. Allora, Fuck me time, che ne pensi della mafia? Dipende a chi lo stai domandando. A me. La mafia. comunque Vince ti conferma pure che aspetta. Aspetta che mi sta arrivando un indirizzo, un'email da parte di Google del tuo account, Perché io sto facendo una cosa. Allora, ragazzi, per favore non chiamatemi con lo sconosciuto, sto facendo un attimo una cosa molto importante. Aspetta un attimo. Vabbè, questo no, questo non importa. Allora, volevo fare una cosa. Comunque ti confermo che proprio c'era quelle mail che abbiamo parlato noi, su quella stavano tentando di entrare. Quella là, ho capito. Quella là... Però no, non perché ci- L'indirizzo sto IP, l'indirizzo IP è sempre quello ancora, sì. Sì, è proprio quello. Non me lo risegno e vedo quante volte ha provato a fare l'accesso stasera. Aspetta un attimo, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11... 14 volte Carmine ha provato, poi si è fermato, è da 5 minuti che non sta facendo più niente. Mazza, sì. Magari si è reso. Dopo vi devi far vedere questa cosa. Dopo te la Allora, faccio aspetta, vedere. sto facendo... Spiego. Magari stasera, perché in modo tra poco vado a mangiare pure io, che loro stanno mangiando, io sto facendo diretta con voi. Ok, allora... Stiamo da un'ora comunque a fare la Usa la VPN, scemo col cazzo che lo trovi. No, non utilizza nessun tipo di VPN o proxy, quindi l'abbiamo subito trovato. Madonna, mi sono bruciando. Ha detto Med03. Vincenzo, puoi dire a Carmine quando viene a San Giuseppe Vesuviano? Lo sto chiedendo da mezz'ora. Un attimo solo rispondo a tutti. Tra poco ti risponde, ho fatto il mio possibile. Poi, Vincenzo, avete capito chi ha rubato la password? Vi saluta Mario e Vincenzo. Ciao Mario, ciao Vincenzo. Sì, sappiamo chi è, nel senso sappiamo che non è proveniente, diciamo, da gente vicino Carmine, però domani Carmine andrà alla polizia postale e andrà a vedere chi è stato. Allora, Vince, ho cambiato la password. Aspetta. Vincenzo VPN e i proxy di USA sono sicuro perché è capace di mettere
UK è capace di mettere un proxy che cambia di più in 10 secondi. In questo caso non l'ha fatto, ti posso ben dire che non l'ha fatto perché conosco questi programmi, o meglio, cose anche che si fanno con Linux per modificare l'indirizzo IP, e no, non ha preso precauzioni in nessun modo. Vincenzo può dire a Carmine quando viene a Torre del Greco e poco risponde. Praticamente io l'ho detto, il prossimo raduno lo faccio a Napoli o a Piazza Tanto o a Piazza del Plebiscito. Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare, altri paesi, non lo so, vi dico la verità. Ciao Fati Marea, beh, non so se viene a Modena, poi non lo so. Ciao Raffaele Nocera, ciao Raffaele Bidognetti, e basta, ok, a posto. Comunque Teresa, ho 16 anni, poi quando faccio 18 anni non vi dà la festa. Non vi dà la festa. Comunque Vince, niente, ho modificato la password, poi dopo ti dico come quale ho messo, eccetera. Ma l'hai modificata per sicurezza? No, per sicurezza l'ho modificata. Ah. No, perché mi sembrava strano che eri riuscito a prenderla. No, a prenderla non la vedi perché... Però comunque... Rosy Smile Love, vuoi dire Carmine di salutarmi che lo seguo dalla Germania? Saluta questa ragazza che ti segue perfino dalla Germania, caro. Come si chiama? Rosy Smile Love. Ciao Rosy Smile Love, ciao Pasquale Abitabile, Carmine vieni. Ciao Giovanni Cirillo. Ti stiamo aspettando, lo so Salvatore, io vorrei sia tutto parte, però comunque non c'ho tempo materiale, capito? Ha detto Carolina, Luca mi sposi, vero? Sì, ti sposo. Solo perché ti chiami come una mamma, vero? Sì, ecco. Allora, la tua parodia non torna negare. Ho trovato compagnia al giorno del traffico, sembra pazza a ridere da sola. Ci credi? Il traffico solo a ridere. Guarda, Titanic 2, ti posso ben dire che ti sta dicendo da mezz'ora che vorrebbe stare ovunque, però quando è possibile fa un salto un po' ovunque, dai, diciamolo così. Vabbè ragazzi, a 18 anni siete tutti invitati alla mia festa. Ma buono? Tranne Carmine però. No, io non parlo. Io no. Comunque, vai giù. Credo che abbiamo fatto già 6 ore. Ecco, 1 ora e 10 minuti. Grazie. Dobbiamo ancora mangiare, pappone. Quindi niente ragazzi, ci salutiamo e alla prossima diretta. Vai giù, quindi alla prossima diretta. Ciao. Ciao a tutti e tranquilli che non succederà mai più. Ciao. Non c'è giù, non vi preoccupate. Quindi vai giù, ciao, bacione in fronte a tutti quanti. Ciao. Arrivederci.